Certo, sono insieme alcuni momenti, alcune circostanze che indubbiamente toccano il cuore fino in fondo. Direi che l'emozione non può mancare in questa circostanza, pensando alle cose vissute in questi anni. Io mi ricordo in modo tutto speciale proprio 30 anni fa, quando qui in questo Duomo c'è stata la mia consacrazione. Ma non era solo la mia consacrazione, era contemporaneamente l'ingresso in qualche cosa che i gemonesi desideravano dal profondo del cuore, il ringresso di nuovo nel proprio Duomo. E questo indubbiamente ha fatto e ha creato un clima emotivo così intenso che chi l'ha vissuto non lo dimentica. Difatti incontro oggi tante persone di allora che me lo fanno ricordare. Evidentemente in mezzo per me ci sta anche questa consacrazione a Duomo. Io ho lavorato pensando di poter fare dopo continuare a fare l'arciprete di Gemona, poi è arrivata la nomina improvvisamente e allora ho letto meglio quel salmo, continua così: e ora i miei piedi si fermano di fronte a te, Gerusalemme. E per me avveniva proprio questo, cioè c'era il cambiamento di destino, ma certamente questo non mi permette di dimenticare ciò che qui ho vissuto. 5 anni, pochi ma intensi, e di una partecipazione corale così forte che ancora mi meraviglia, così come ho detto prima anche nell'omelia. Una partecipazione corale che secondo lei può esserci ancora, si può ripetere quanto accade 40 anni fa? Una sorta di miracolo? Ecco, occorre una sorta di miracolo, perché effettivamente oggi superare soprattutto questa frantumazione che è avvenuta, nel senso che ciò che è prevalso a un certo punto è stato l'interesse personale. E oggi questo interesse personale, come ho detto nell'omelia, è diventato anche non accettazione reciproca, aggressività, tutto va male per chi non è con te o della tua parte, eccetera. Per cui questo clima certamente non è favorevole per ricreare un ambiente come allora. Però ne abbiamo estremamente bisogno, cioè non si può vivere in una comunità senza spirito comunitario. E difatti io credo che la gente di oggi soffre più, pur avendo più cose, soffre più che non nei tempi in cui, avendo meno cose, ma c'era più fraternità.